Questa vaina è stata avata con giudu de sa regione sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Questa nuova puntata di Sardegna Sagrada, siamo benvenuti a Nora, in suo comune di Pula. Nora viata in s'antichitadi una delle città di Bruso in Porto. Sa sorte sua è cominciata in su secolo IX avanti di Gesù Cristo e seguia vinse al quinto secolo apposti di Gesù Cristo, quando con le dominazioni e le invasioni dei Vandali sa città ha cominciato a perdere di importanza. Secondo la mitologia, a fondare la città di Nora è stato Noracci, che veniva da Spagna, da capo del suo popolo de Ibericus. In noi è stata agattata una delle iscrizioni fenicias più antiche di tutto sul Mediterraneo, la famosa Steli de Nora, a un di questi scritto vostra primotta su nomini de sa Sardegna, Chardin. Quando i romani sono arrivati a piegare possesso della Sardegna, in anno 258 avanti di Gesù Cristo, potete essere che Nora avesse la città di Bruso in Porto di tutta l'isola. Dusceo questo pensavo meglio, poi tutte le strade di questa zona fatte dai romani, come dicevo, delle iscrizioni miliari, che pianta come cartello stradali di questa epoca, che stiano sempre di via que a Nora ducit Caralibus, quindi la strada che da Nora porta da Castello, via che ducit a Nora Bitie, quindi la strada che da Nora porta da Bitia, su nomini de s'antica città in su comune del Domo de Maria. Questo luogo è accappiato strettamente a sa venerazione per uno dei santus prusu nodiusu e prusu amausu de tutta sa Sardegna, Sant'Efisi. E a spalla cosa mia abbiamo proprio sa Gresia, che in onore di questo santo è stata avata dei sparas vittorinus, apposti che in sanno 1089 e hanno ricevuto in regalo questo luogo de su giugi, su re, de su giudicao de Castello de questo tempus, de Caralis de questo tempus, che si narà Costantino. Questo è stato uno dei primi fabbricus de stili romanico fattus in tutta la Sardegna, andato a Dubiri a Introso. Seus entraus in Sagresia de Sant'Efisi de Nora e biesi come è fatta, esti a tres navadas con i bovidas tundas affortiadas de arcus, secondo su stili proprio de s'architettura romanica vittorina. Questo fabbrico è su testimonio proprio antico dessa venerazione po Sant'Efisi chi deneus apposti dessa passioni. Sa passione è un documento che si narra tutta la storia della vita di Sant'Efisi, vinta su martirio,
chi esti avvennio dal contessio in noi in nora in un anno che certo sonanta su 286, altro sonanta su 304 apposti di Gesù Cristo. De su martirio de Sant'Efisi si vai di menzioni finza in su libro liturgico de Dotus Martiris de sa Gresia Cattolica chi sceu già du conosceuso si narra martirologio. In questo libro, a Saddiri 15 de Gennargiu, si ligidi aici, Caralis in Sardinia, Sancti Efisi Martiris, eccetera, du Sigeuso narendi in sardo, diri de giotto ananti de iscalendas de Vriagiu, 15 de Gennargiu, Caralis de Sardigna, Martirio de Sant'Efis, chi in sa persecuzione de Diocleziano, asutta de su giugi Flaviano, apposti di essi resisti a me da sturmentus possa divina virtudi, a saccabbo e sterzea su gelo, apposti di essi segau su zugu. Doncasa, Sant'Efisi, intendendo su martirologio, esti stetio marturia un castello, ma scieuso proprio dessa passioni, chi invece su logo del suo martirio cosa sua e si conferma da proprio questa Gresia e Sadumba e s'antica città di Denora. Commenti mai questo dus logos accapiauso a su martirio de Sant'Efisi? Poitta in Castello ci via su tribunali, a undi su prefetto podia decidere de ponna motti a calincuno e noi invece in Nora fia da depidessi su logo a undi isso è stato denunciato come cristiano e a undi si via proprio si commettia da sa colpa in guni puro depiadessi vatta sa condanna e quindi su processo in Castello è sa decapitazione in noi in Nora. A undi succede questa decapitazione? In su logo a undi in sedati romana de questa città esistia da su Camposanto uno Camposanto, chi esti Gresciu, in sedati romana, a pizzo de un antico templo de sedati punica, che si narà Tofet, a undi interranta a Spippiuso. Bieuso una stele de gusto Tofet, imperata commenti cantoni, po' su fabbrico dessa Gresia e a intro proprio dessa Gresia vi è oppure una verda d'unda chi via da uno ollario e ad essarannai una dumba poi si incinerauso dei primus tempus dessa dominazione romana. A posti di essi stetio marturiau Sant'Efisi danti interrau in gunis accante totto in una dumba che ancora esisti in noi asutta e andau subito ad agattai. Zeus entrauso a interessa cripta de Sant'Efisi, che estistetia ammaniata in su Settigentus, pattendi de una prosantica de sedati bizantina. A spalas cosa mias vi è proprio sa tomba antica de su santo. Esti de in noi i chi in sanno 1088 ispisanus d'antivigau is ossus de Sant'Efisi ed usanti vottauso in sa città di Cosa in Zoro, a undi proprio a Sant'Efisi e a Santo Gottito compangius hanno fatto proprio una grande venerazione e c'è un altare in mano e addirittura in sa cattedrale di Pisa. In su 1886 una parte di questa reliquia è stata adorata da Spisanos a Castello e Deus agattai proprio in sa Gresia de Sant'Efis de Castello. Un altro pago di reliquia è stato poi tornato sempre di Pisa finza a sa parrocchia de Santo Giovanni Battista de Pula e a sa Gresia de Sant'Efis de Pula e è sempre in venerazione a entre questa Gresia a pizzo de saltari. Sant'Efisi via da uno comandante dell'esercito romano, est arribao in noi de Castello d'Otubrene Catenasa, poi si degogliao e ananti de arricidi su gruppo de spada ha di domandao a su Bogino de poi fai una preghiera. E itta ha domandao in sa preghiera, itta nau Sant'Efisi
in sa preghiera ultima cosa sua. Dusceus proprio dessa passione che i santi lassau isparas vittorinus. E naradai c'è scritto in latino: Peto etiam domine, utan caralitani popoli ab ostium in cursu custodias civitatem. Sigheus adunai in sardo. Ancora ti domando, signori, chi tui guidisi, sempre e salvisi, de d'ogna imbistia de nemigus, sa cittadi de su popolo caralitano. E ti domando, de vaisi, chi isse tottu da cabidi de adorai ais idolus, e che in disciuscidi di statuasa de dimonios, de manera de podi conosci scetta tui, unico Deusu vivo e verdadero, Gesù Cristo, Signore nostro. E ai cipuro, di domande ti prego, chi calisi sia maladio in mese issus, chi deppessi benni podorrà in saludi a su logo, a undi, ad essi sepultau su corpus cosa mia, o chi altro si deppessi intagattai sciaculauso in meso is undas de summari, che ne pro forzasa, o primius in isterras des barbarus, o trumentaus de sa carestia, de su famini e de sa pestilenzia, appusti di essi pregau a me i servidori tu, sianta salvaus e liberaus de sa potenzia cosa sua, Signori Gesù Cristo. Questo passo si spiega proprio s'origini de sa grande venerazione e de s'amori che i Sant'Effisi denidi in tutta sa Sardegna e in Casteddu e in Pula in maniera particolare. E doncasa, quando c'è stata sa grande pestilenzia che è arrivata da Salighera in su 1652, 20 mortos in tutta sa Sardegna e a Savini in su 1654 è arrivata a Vinzas a Casteddu. Casteddu ha fatto su voto, sa città di si vesse salvata, e ha fatto una grande festa in onore cosa sua. Ed è in noi proprio de questa preghiera, de questo voto, e nasce sa grande festa de Sant'Effis deis primus diri de maio, che è sa festa religiosa de sa Sardegna, pro connota in tutto il mondo. Zeus Benioso a sa Gresia parrocchiali de Santo Giovanni Battista de Pula, a undi esti allogata una statua antica meda de Sant'Effisi, e esti sa statua che appartenidi a sa confraria de Sant'Effisi de Pula, che nasce in su 1751. In noi de neus ospiti nostru, su primo guardiano de sa confraria de Sant'Effis de Pula, che si narra Emanuele Piddio, est un grande amico. Emanuele, deo di Amapolli domandai, e te su compitu chi teni sa confraria de Sant'Effis de Pula e commenti è chi issa a festa a Sant'Effisi? In sa confraria de Pula tiene il suo compito primo de vai conosci Sant'Effisi e tutte le sue tradizioni e quindi la festa sua, cosa de gennaio e cosa de maio. Oltre a tutte queste feste de Sant'Effisi aiutaus sa parrocchia in questa che funti tutte le altre celebrazioni e quindi sa città santa, su Corpus Domini, Santo Anni Battista e Nostra Signora s'Assunta. Il festa 22 su 15 de gennaio è sa festa de su martirio e su 13 de maio sa festa pro connota mancai e sa festa de sa conversione de Sant'Effisi, chi de pagano e diventa cristiano. Su 15 de gennaio ita si vaidi? Com'è su cerimoniali? Un scanto di prima di Galauso su Santo, per rubisti a festa, e quindi di Diogauso questo vestitisi, e sa un lavoro ben bogata e ben sostituita con salmetto e spinnas colorata.
Su 14 a Meriri, poi noi in Cresi abbiamo fatto una missa manna, e poi dopo su Santo abbiamo portato il confratello a su Gocciu e portato a processioni in a San Reliquia. Su Gocciu è un carrapoesi, sì, bello. uno Gocciu. E quindi abbiamo portato fino a Sannora la Cresi è da sua. A Pei, sa gente andata. A Pei, in processione. Certo. E quindi arrivato a Sannora, fatta la benedizione eucaristica, e a sua notte a Tradu, bene i confratelli con gli altri devoti che desiderano partecipare, e una veglia di preghiera. Su Santo Dromidi in Su Santo Dromidi a Nora e sono crasa a Mengiano, ai 11 e bene fatta la missa manna. Commenta acabata la missa, su Santo bene portato in processione e a giro della Gresia in sa spiaggia può visitare il locus a onde è stato martirizzato. E un'altra cosa simile si fa su 13 de maio, come te sa festa? Su Santo arriva in forma solenni, su Dusu. Su Dusu arriva da San Rondou, a Sintra sa Bidda, accanto a donde c'è sa Madonnina. E abbiamo bene da riccio di tutte le autorità, civili e militari e religiose. Sabida tutto parata festa. E quindi brinta trionfanti in bida in uno da petto de frorisi e de essenza di ogni maniera, menta, zipiri, tutte le essenze che anticamente si usavano. Certo, o vai a armatura. E quindi gira tutto Sabida. Gira tutto Sabida, l'ompi da noi a Cresia, sempre questa benedizione eucaristica. A Meriri faccio le 5:30, torna a missa manna e bene torna a posto in su Gocciu e parti di questa processione con due firmate. Si firma da Sant'Arramondo, ande sa famiglia Carta Cazzovillan, e poi prosennanti si firma da Samalina militari per rendere onori. Poi su via comandante militari, da Recodauso, via un generale romano e i militari si dicono onori. Esatto. E poi a su Scuricadroggio su Sante arribenda a Nora, Dromidi in Gunisi, a su Crasa Mengiano su Tresi, che è proprio sa di vera e propria dessa festa, a Isotto del Mengiano, in poi missa sa denne ora. Ai 11 sa messa manna de Monsignori. De Monsignori, dell'Arciobispo. E quindi... Chiesa missa adesso, scioglimento del suo voto. Esatto. Vera e propria. Poi si brandidi, a Meriri, torna a missa sa denne ora, e poi dopo faccio ora dei 6 mesi, su Santo bene portare in processione fino a questa zona archeologica. Poi a posto come di Vurria, da passa da questa spiaggia e torna da Vina Sacresia, a onde avete da chi arrivi di su Gocciu, e poi torna questa processione fino a noi a Pula, a onde arriva da, in questa Gresia già a tarda ora, a onde viene fatta torna a missa manna. E quindi crocca da noi. Crocca da noi, drome di noi. A Sincrasi ai 7 ghizzi, San Missegedda e poi dopo battiti con Cacastello. E ai cisighi tipo su scioglimento del suo voto s'annuncio solenni che si va in Sagresia a stampaggi, faccia mezzanotte. Bene, torrao grazie a Emanuele Piddiu. Grazie a vosaltros. E noso sigeuso Sant'Efisi idealmente e andauso a viri commenti e Sagresia de Sant'Efisi e tutto festa che si vanti in Castello. Grazie Emanuele. Sagattauso, 7 metri a sud terra in su coro de su quartieri de Stampagi, uno dei quartieri antichi della città di De Castello. Questo luogo, secondo sa tradizione, è stato su presoni
a un dianti dentro a Sant'Efisi, quando vianta torturendiddu e processendiddu. Is prefettus Giulico e poi Flaviano, danti processau 2 volte, torturau malamenti e appusti de una de gustas torturas che dia proprio mesu boccio e s'arriba noi Sant'Efisi imboddiau in d'uno lenzoru. Con 2 notti desti un parrio Gesù Cristo con is angelus poddu confortai. Sa passione de Sant'Efisi si proprio narra is fueddos che dannau Gesù Cristo in latino e dannau aici: ne timeas serve meus Efise, neque tiranni minas espavescas, du naraus un sardo, no tengas sta di moria, o servo cosa mia, Efisio, e non timasa is minettas de su tiranno, poitta Deo appessi in pari con tui e non tappa l'assai mai. Comportadiri con coraggio e teni fiducia. Tui, infatti, in questo luogo e tutto, masa reuniri per me un grande popolo e masa acquistai un numero incalcolabile de brevei santasa. Confortao de gustus fueddos, Sant'Efisi sanau in su corpus con grande miracolo e torrau ananti de su tribunali e s'è fatto votai in su templo de Apollo. In Guni ha fatto vinta de bolli sacrificai e invece si c'ha sciusciau vo virtudi miraculosa totus is statuas dei deus e il muro gruro de su templo. A questo punto su prefetto ha decidiu de duvai votai in ora po du sconcai. Questo luogo è proprio su nucleo centrale originario del suo culto in onore de su santo. Nos uscieus che in noi su 1263 è arrivato s'arciobispo de Pisa Visconti in visita pastorale e già ha connotto questo luogo. Degando questo luogo è stato trasformato in chiesa cristiana, ancora attura da spalas cosa mia, s'absidi esti orientata perfettamente a facci del Levanti, secondo l'uso antico del suo Mesuevo. Su luogo estetio a Magnau, anti scavavo dovai per un anno e anti vesau quest'altari che bieuso con custas arregioleddas de produzione valenziana dessa metà del su 1600. Atto trasballus funt istetius fattus in su 1700, cando in pizzus anti fabricau sa cresia noa, che indadi sostituiu un'altra che via adesso 500 e andausu a Piri. Seus in sagresia de Sant'Efis de Stampagi, che proprio su coro dessa devozione ai gusto santo in Casteddu e in tutto il mondo, in tutta la Sardegna. Questa gresia è stata fabbricata dall'architetto Antoni Velici de Vincenzi in su 1782, in stili barocchetto piemonteso. A intre questa gresia, is altaris de mramoris colorauso, funt istettius fattus dessa bottega de un grande artista di questo periodo che si narra Giovanni Battista Franco. A spalas cosa mias, biesi saltari dedicau a Sant'Efisi con sa statua pellegrina da naraus aici che è sa protagonista dessa grande festa che si vaidi il primus 4D de maio post scioglimento del suo voto dessa pestilenzia. E invece in saltari maggiori bieuso a intre Saniccio bieuso su d'empietto con i reliquias de Sant'Efisi de Santo Bottitto che funti torradas in Casteddu in su 1886 de Pisa, a undi vianta stetias trasladadas
in su secolo XI, s'anno 1088. Altra curiosità a intre questa crisi avunti i bombas dell'assedio francese del su 1793 che punti stetti smurata come esempio proprio a s'entrata dessa crisi. Questa crisi è andata a sostituire un'altra che vi è stata fabbricata in su 500 in su momento che è stata fondata la confraria de Sant'Efisi che è proprio San Mary de Dommu. A prondicili mellus de gusto assozio religioso andauso a domandare ai gusto che in questo momento è suo primo guardiano. Andrea Loi è il suo primo guardiano e adesso il suo presidente della confraria de Sant'Efis de Casteddu. La confraria, anzi arciconfraria de Sant'Efis de Casteddu, è uno dei assozios plus antigus e plus illustris de questa città. E nasce in su 1539 per decreto del suo Papa Paolo III. In su 1618 è stata aggregata a sa confraria primaria del Sustendardo o Nostra Signora de San Rescatto che è questa che vi uso in noi. Su dovere de questa confraria vi accussu de arregolli di naipo a rescattai ai cristianos che vessi interruttus in manus de ispiratas musulmanus. In su 1798 sa confraria de Sant'Efis de Casteddu è stata elevata del suo Papa Pio VI a sul rango di arciconfraria e in noi tuttora è arciconfraria. Non ci punti per su schiavos, Andrea, però ancora c'è tanta bisogno, no? Questa confraria è una confraria francescana. Noi siamo professati di svolto dei francescani, soprattutto obbedienza e carrierari. E tutti sanno andare a proporre i opere dei carrierari. Oltre al suo compito principale che è la custodia e la divulgazione del suo culto e della figura di Sant'Efisi. De Sant'Efisi. Per Sant'Efisi in Casteddu si va 24 festas e funti queste festas adottus in carico a s'arciconfraria. Queste festas funti su 15 di gennaio su martirio. Dies Natalis e a posti cesti Su Giovia Santa. Su Giovia Santa su voto del suo veleno. Del suo veleno che poi è diventata la processione del suo giro dei sette iglesie. E è bellissimo, voi si vede alle notti con questa statua di Sulonis vestiti a lutto sì, e a luce di candela. La candela è andata a gattai in svariate ostas e in confraternita a Sorrisi. Sorrisi. Che opera ancora in suo centro storico di Casteddu. Certo. A posti cesti, sa processioni po su voto dessa vittoria a Pizzus des Francesos che si va di sull'unisi de Vaschigedda, sull'unisi a Puste Vasca, ma gusta da contare un mello in su luogo dessa battaglia. E poi c'è sa festa de Prus Importu, sa Brummanna, questa connota in tutto il mondo, che è cussa po su voto dessa pestilenzia del su 1654. Ma come te chi funziona da questa festa? Come te su cerimoniali? Che è meda complicato, Andrea? Questa festa comincia una varica di prima del suo primo maggio, poi ci vuole una varica di ritus, di preparazioni. È una festa per cui possiamo guardare non su traballato tutto l'anno, che è il momento di maggiori visibilità durante questi 4 mesi. Comunque, sul primo di maggio c'è la messa ai 11 dell'alternosi in rappresentanza della municipalità e poi su Goccio Besseri, poi la processione sua in trionfo, poi sviasa di Casteddu e poi arriva a Giorgino, quando cambia su Goccio e poi sigue il suo percorso su, vinza a Suloi e Capoterra.
Poi in Capoterra naraus che ci funo due scresias, una grande devozione c'è in Capoterra per Sant'Efisi, e ci funo due scresias, sa parrocchiali e sa gresiedda de Suloi. Sì, quindi Suloi, poi Villa Dorri e poi su notte arriva la Sarrocca di dormire. Poi su Dusu torna a partire da Sarroc, Santo Verde Pula e poi a Miri. A un arriba da faccia mesodire, certo, sì. Poi Denia su Miri si arriva da Pula a Nora. Che per arrivare su Groccada. In Groccada e sul Resi c'è questa grande festa. Con sa missa dell'arcivescovo. Dell'arcivescovo e poi a partire di Somiri, poi dopo questa processione a Mari. Sì, visita Scavos. Certo, Scavos. E poi a partire prima a Pula e poi sul percorso inverso, sì. Poi a Castello. Poi da Dromedi in Pula sì. E su 4 tutta una dirada vai arriva a Castello. E questa è la festa che vosaltri preferesi? Certo, soprattutto la tornata Sant'Efisi. Sì. Poi come te funziona? Poi ad questa confraria, ad arricire sì. No, noi sono che sono rotti 4 giorni. Sì. Poi dovrò applicare il processo di solenni di Giorgino. Fino a Castello hanno independere arrivare entro questa mezzanotte. Entro questa mezzanotte. Sì. Un disivadi sul scioglimento del suo voto. C'è proprio una cerimonia. Sul primo guardiano informa da saltari. Sì, informa su Salterno, si rappresentanza della municipalità e sul decano del suo capitolo metropolitano che con questo numero sul voto è stato sciolto. E Dio grazie. E altros annos mellos, certo. Ma voi questionai mellos del suo voto, della vittoria a pizzo des franceses, andauso a iri proprio sul luogo della grande battaglia, gli estetti su capo de Sant'Elia. Il voto è stato sciolto. Altros annos. Su capo de Sant'Elia est un monte a rocca de s'attaria de 100 metros a Singiriu, isincighetta da Ammari proprio in mezzo de su Golfo deis Angelus e du brazzi di Induso. De sa punta de questo monti si vidi de una vatti Gasteddu, de s'altra Quarto Sant'Aleni e tutto beni su litorali. E a Simprusu, tutto su Campidano po' una longaria de brus de 30 km. L'importanza strategica di questo luogo è clara e difatti noi vinzasa de su Mesuevo e antapesau durrisi de avvistamento già is pisanos e appusti in su 500 is spagnolos. Poi arribai vinzasa a Savini de su 700. E te succedio? E succedio che in su 1789 vi stetti assaltata sa Bastiglia in Parigi, su 10 de augusto de su 1792 e antadonau s'assalto a sa reggia de Tuileries, fighendi prigionieri sul re Luiso XVI con tutta sa famiglia cosa sua, e su 21 de capodanni de quest'anno e tutto vi stetti a proclamata sa Repubblica. Sa convenzione nazionale che viada proprio sul governo di questo periodo e ha deciso, sicuramente s'Austria, sa Prussia e sul regno di Sardegna hanno dichiarato guerra a sa Repubblica Francese, de partire con una flotta per conquistare sa Sardegna. E doncasa, impressi, si vi addeppia fabbricare una fortificazione con cannonisi a pizzo de su monti Sant'Elia proprio in previsione dell'arrivo dei francesi. Mandauso ad avere questa vottilesa.
seus a pizzu de su terrazzo de su forti de Sant'Unnassiu. Questo forti è stato fabbricato a partire da stati del 1793, a posti vinia sa guerra contro i francesi. In noi, quando punti arrivati i francesi, ci vi ha scelto una batteria di cannoni a intro di una trincea con una protezione di terra e di vascinas. I francesi sono arrivati a Nante Castello e hanno domandato ai sardos sa resa. Ma i sardos gli hanno appena affestato a Sant'Efisi sa dire su martirio cosa sua su 15 di gennaio e di hanno nominato generalissimo dei truppas de difesa dessa città, hanno rifiutato di arrendi. Dunque si è cominciato sul bombardamento francese, che è durato più di 4 giorni, un bombardamento furioso, e questa batteria ha donato meda problemi proprio a flotta francese. A Savini, in su mese di friargio, i francesi sono disimbarcati a facci del quarto, poi benni a Conca a Castello, passando di terra. Ma in Guni si sono stati assaltati dalle truppe miliziane sardas che dusanti vostos in derrota. I francesi hanno perduto in questa battaglia 300 uomini e altri 100 sono atturati prigionieri. Un'altra tempesta ci ha scutto in ogni parte a flotta francese e iniziando l'ammiraglio che si narrata Laurent Truguet ha deciso di disindandare, di mollare l'assedio. Grande festa in Castello e in tutta la Sardegna, l'arcibispo di questo periodo che si narrata Filippo Maria Melano di Portula ha scritto a suo Papa Pio VI domandando di estendi sa festa de Sant'Efisi a tutto sul regno de Sardegna. In su mesi di agosto di quest'anno su Papa, con un breve cosa sua in per leggendi, sa ordinato proprio di vai festa Sant'Efisi su 15 di gennaio solennissima in tutto sul regno de Sardegna. E Castello in maniera particolare, sa municipalità ha deciso di organizzare ogni anno, poco sa dire, una solennissima processione, donando si incarico a su scultori Lonis, chi via su scultori più bravo di questo periodo, di vai una statua apposta che ancora esiste. Questa festa si è sempre fatta in Sierro fino al 1815, quando si è deciso poeta proiada su 15 di gennaio de davai su l'unisi a posti de Pasca a Manna. E ancora in di oggi su l'unisi de Paschicedda narra un noso sarci confraternita de Sant'Efis de Castello patti di processionalmente con sa statua de Sulonis faccia sa cattedrali arrivato in cattedrali si narra sa missa a manna del suo capitolo dei canonicos e appusti con da sempre in processioni si dorra da sa gresiedda de stampagi e ai cidottus funti liberos de andai a se vai sa paschigedda in famiglia. In sagresia parrocchiale de Deulada che è dedicata a Nostra Signora de su Grammo, noi agattaus una situazione unica in Sardegna. In i murus de saltari maiori agattaus pintaus de una parte a Sant'Antioco e de s'altra parte a Sant'Efisi. Poita se veniu in noi. Poita che Augustus Santus, in sa storia de sa Sardegna, funti is dus patronus de s'isola, i dus patronus antigus de s'isola. In su 2015 questa questione dei patronus è stata tornata a pillo, poi in su 2015 hanno fatto su
Questa grande festa poi su quarto centenario della scoperta delle reliquias de Sant'Antioco e hanno pubblicato questo libro intitolato di Aici. Sant'Antioco, da primo evangelizzatore di Sulci a glorioso protomartire, patrono della Sardegna. Anticamente Sant'Antioco vi ha considerato suo patrono della Sardegna, ma la Sardegna è un altro patrono pure, che è Sant'Effisi. E questo è su 1793, quando, a posti dessa grande vittoria che i sardos hanno ottenuto in invasione dei francesi, su Papa via Pio VI, e ha bogato un decreto intitolato Imper Legendis, in su 1793, che ha proclamato a Sant'Effisi patrono della Sardegna, obbligando l'ufficio de Sant'Effisi a su 15 de gennaio in tutto iscresas del suo regno. E in cosa vi ha stati un composto sinno liturgico de su santo, che era da Aici, sarde patronus insule, sublimis inter martires. In sardo si adessa nai Aici, patrono de gustisula o altissimo intra es marturis e fisio a nosu gastisi e ascotta es bogis nostras. Proprio donare da schetto, patrono de gustisula, sarde patronus insule, e sighi daici. In sardo, zerriendi diri deusu e bia una grugi in cielu, la sau as lestu ais idolus, de Christu agoa deis passus. E ancora, sacro renatus flumine, in sardo, batiaus es nasciut orra e prenu de coraggio, de dogna logu aistiaulusu luegum das bogau. Ma dessa terra undi, as terra mausu sanguni, piedoso stesia subitu, famini, morbo e guerra. E infine sa lodi trinitaria, e sianta lodi e gloria, posempri a Babbo e Fillu, impari a su Paraclitu, Spiritu Santu. Amen. Proprio, fueddus crarus eschettus. Poi dessi che sia po gusto che in Savini del 800, questi due patronus de dotto sa Sardegna, su canonico Antioco Mbrugia, che vi ha teuladeso e grande benefattori di questa parrocchia, ha domandato a suo pintore preferito cosa sua, chi fia da gusto Antoni Caponi, de pintai figuras dei dus santos. Con un ambiente proprio deuladeso, bieso a Sant'Effisi in su petto beccio de deulada con Sadurri. E a Sant'Antioco proprio in bidda con su sfondo dessa chiesa parrocchiale e dessa domo parrocchiali. E Don Casachini è che si debbi considerare patrono della Sardegna, Sant'Effisi o Sant'Antioco, e c'è denai pure che in su Mesuevo, e in satto Mesuevo, un altro patrono della Sardegna vi ha considerato Sant'Austino. La questione è stata risolta in su 1907 da Papa Santo Pio X. Il secondo un decreto del su 13 dei capodanni di quest'anno, mandando in castello dove vai annunciare a su cardinale Pietro Ammaffi, e ha deciso che la patrona massima della Sardegna deve essere Nostra Signora de Bonaria. E ananti dessa maestadi de Nostra Signora, d'ogni altro santo passa da Gou e è contento pure. Seus un fonni su santuario de Nostra Signora de Sol Martires. Questo santuario è uno dei prus nodioso e dei prus particolari dei dotto sa Sardegna e tiene una storia che proprio si minesce di essi contata. In su 1712 è arrivato in noi un'uvara che si narra da padre Pacifico Guiso Pirella. Nasce in Nuoro in su 1675 a 20 anni viaggiai stati ordinato sacerdotto, ma ci via da una legge canonica che vietata de ordinai predisi a inci giovanos. Doncasa isso stati denunciao e di via toccao de andai a Roma anante su Papa così giustificai. In Roma si firmava una pariga annos e in cussa si via appassionau ai scavos che viant avendi in cussus tempus a intres catacumbas a sagica de reliquias deis antigus martiris.
Per questo motivo, di questa reliquia si diventa regalato un montoni. E cosa ancora più di importo, diventa regalato una statua di Nostra Signora con sa conca in mano e space fattus con un impasto de varra de ossos de antigus martiris. Una cosa unica sul mondo che supara Pacifico Guisobirella si è portato in Sardegna in anno 1700 quando esti dorrao. Issu voleva fondare in Castello, a un di Antamandao, uno santuario popone d'otto gusto tesoro, ma l'arcibispo de gustus tempus de Castello si dia proibio. Da un casette succede in su 1712 è stato un nomenato guardiano del suo convento che s'ordini cosa sua dei sparas franciscanus osservantis tenia dai noi in fonni, fondato in su 1610. Issu est arrivato in noi, potendi siri dotto in reliquias essa statua de sa Madonna, e doncas ha pensato de vai fabbricare una cappiglia manna a un divonni, questa statua de sa Madonna, e tutto in reliquias che issu portata. Si è posto a regolli di nai e a partire proprio dei anno 1712 ha cominciato a fabbricare sa Gresia Noa de Nostra Signora, su santuario che è sta sotto de terra e tutto questo mannu corrali, tutto in giriau de Gumbissias. In questo corrali ha fatto fabbricare finzas un oratorio dedicato a Santo Michele Arcangelo, poi in questo oratorio che viene vago stesiau de sa Gresia e del suo convento, issu che viene un grande esorcista, fia da is esorcismus po scalis fia famoso in tutta sa Sardegna. In noi beni agenti de ogni parte de sa Sardegna, per su grande potere che padre Guiso Pirella teniada de cibogai ai dimoni, potendo offertas che anti permette a supara de vai dottu s'opera manna bellissima che moi e usandai a piri. Ma nanti d'entrai a Biri Sagresia, intendeus una persona de vonni, poi si vai contai, commenti si viada e commenti ancora in dideo e si vaidi, sa grandu festa de Nostra Signora dei Martiris, che accollinti pellegrinus, che imperanta tutto gustas cumbessias che bieus dotto a Singirio. Serena Meloni, ben agattata. Bene venio. Serena Meloni è responsabile dell'associazione turistica Andalas e essa è proprio una guida turistica regionale. Issa è fonnesa, essa che domandausu commenti si viada e commenti si vaidi in dideoi sa vesta de Nostra Signora de Sol Martire. Serena. Sì, sai di esta de tos martires ia dentro un mese de lampadas, su primo lunisi de lampadas. Una esta manna, una esta meda importante, poi te tornavano fino a sos pastores da tramuda in Campidano, in bettuto si sverno, quindi rientravano e sai da usta esta manna. Una esta su primo lunisi on pangiava sa Madonna in taprepettone, tutta sa vita, ma vediamo fino a metà gente strangia. Infatti, a spalla nostra vediamo vissuta scommissias, in questa scommissias, in Tantigoriu, ospitavano tutti questi pellegrinos devotos a San Madonna e tos Martires e venivano a portare novena e poi portare prepettone. Omo invece se questa scommissias vengono utilizzate da tos picciocos e cada anno de star levas e a essa esta, porta vita, e la usano aumenti cilleri. Sono i cilleri. Può arricchire sta gente. Può arricchire sta gente, sì. A prima venivano a cilonargios dei gavoi, puoi scambiare sa smerci di tutte le vidas e omo ha nei suoi cilleri. È una esta meda importante, meda bella, viene aperta sul momento della prepettone parti dai noe e parti in tutti i costumi di questo sbrattallo di onne. A un pangiare sa Madonna, visuni si ovadderis di stangiartu. Si stangiartu este sistema sa pandela de sa Madonna e tos Martires. E ito so a un pangiare in prepettone sa Madonna.
Poteva insomma, chi sa vesta de Nostra Signora de Sol Martires fa questa concorrenza con questa de Sant'Efis de Castello. Poi importanza, poi un numero di persone. Per noi è molto importante, non ha da raggiungere il numero di Sant'Efisi. E speriamo però, se la Madonna pone in mano, magari possa diventare aumento Sant'Efisi. Torrao grazie a Serena Meloni. Grazie a voi, Serena, sì. A te lo sanno meglio. Su. E a proposito de Sant'Efisi, tocca da noi che la Basilica de Vonni in Sardegna è su terzo santuario poi importanza del suo culto in onore di questo santo. A intro de sagresia è preno de immagini scosa sua, de maniera particolare tenete una cappella dotto sua dedicata in suo santuario. Intrauso a intro a conoscere tutte queste meraviglie. A intro questa basilica de Nostra Signora de Sol Martires de Vonni, in mezzo ad anti cosa spantosa che ci punti, si è causa ai spesi di una lunga iscrizione che è stata dettata proprio da Suvara Pacifico Guisa Pirella, che noi è tutto stato sepultato in Custurna con sul ritratto in su 1911, portato da essa tomba cosa sua antica che via dal suo presbiterio di Nostra Signora. Questa iscrizione, dotto in latino, narra tutta la storia dei commenti questa popolazione sbravaginas, punti stetti a sconvertias a su cristianesimo. E comincia proprio narrando su tentativo che ha fatto Sant'Efisi, venendi in noi dell'Italia continentali, pattendi de Gaeta, e tanti bonai narra da Icci contra as barbarus de Seulu e is corsus de sa gallura adoradoris de Isidulus e devastadoris de sa Sardigna, in sanno 301 de Roma, su benaventurau Efisio a regu de nazioni, ha disimbarcau in su portu de Darros in Arborea. Estetiu bintu una primotta des Isiliesus e Ioliesus e si viade più vui a pizzo dei Nabisi. Appusti ha fatto un'altra battaglia, ha vinto e Zigidaici. Meda genti Efisio via da rennescio a dus convertiri, ma medas atros fiantaturaus paganus. E doncasa estetio ais tempus deis imperadoris Maurizio e Teodoru, quando ospitoni su principi proprio dessa gente brava pagina, ad arricciu sa vidi e ha domandato sa pace a Zabarda che via su governatori dessa Sardegna poi bizantinos. In cussa, su papa che via Gregorio Summannu, e ha mandato dus missionarios, su bispo Velici e Sabatti Ciriacu, e dusceu custo dedotto una serie de litras che su Papa ha descritto proprio a questo governatore e a ospitone e a tragenti e seuso a Savini del secolo VI. Questo è su momento in su gali sa cristianizzazione dessa Sardegna interna, di bessi di dessa tradizioni e dessa leggenda e intrada a preno diretto in sa storia. Ed abbiamo pintata proprio questa storia in sa bovida de questa basilica. C'è proprio Gregorio Summannu che manda dai missionari, i missionari arrivano in Sardegna, eccetera. Ma Galauso a suo santuario chiesti a zutta de questa basilica a 11 punti spinturas in murusu che si contanta proprio commenti Sant'Efisi e a decidio de benni a evangelizzare sa Sardegna.
S'agattauso in su santuario a su terra, che è proprio a sutta dessa basilica de Nostra Signora de Sol Martires de Vonni. Questo santuario tiene di proprio questa cappiglia, che tengo a spalas cosa mia, dedicata a Sant'Effisi. E in ismurus e in sabovida nos bieus proprio tutto is pinturas che si contano sa storia de questo santo come evangelizzatori dessa Sardigna interna. Questa cappilla è stata fabbricata in su 1720 ed otto gustus decorus de stucco funti stetius fattus de dus maestrus milanesus chi si naranta Corbellini e Muttoni. Sa statua de Sant'Effisi da Biesi, s'iconografia è proprio questa classica, issu ammostrata sa mano diretta, poi vai biri sa grugi, segnali dessa conversione cosa sua. E proprio a posto di questa conversione de Sant'Effisi, issu non podia pruso seguire perseguendo i cristianus dell'Italia commenti Diocleziano di Adordinau, ma issu via da uno soldau fideli e voleva fare su doveri cosa sua. E si conta da sa passio e dubieu proprio pintau in una dei pinturas dessa bovida. Naradaici, a recordendi siri in su mentri su benaventurato Effisio, dessa genti barbarica ghideniada s'isula de Sardigna, iendi Scippiu proprio in cussas disi, chi issa via crudeli questa genti barbarica, empia, e chi via destruendi d'ogna terra e provincia de s'isula, e riuniu una grande quantità di soldaus e un esercito de hominis abituaus a combatti, e aziao in una navi, cum ventu bone propizio, fia all'ompio a s'isola de Sardigna. In cui si via da Trivio a sbarcai, ma is bravaginus dianta salio e dianta sconfittu, boccendi a meda dei soldaus cosa sua. Torrao in navisi Effisio, arribada a sa voce de su flumini d'Irsu, accanta de Darros, narada proprio aici sa passioni, e in Gunisi arribaus un'anta rotta e sbravaginus poddu combatti e succede un miracolo. E fia succedio, in su mentris chi su una parte satra deis esercitus fianta currendi a s'assaltus una contra s'atra, con grandu Dreulo e Zerrius, chi su benaventurau Effisiu iabiu a mano diretta cosa sua, benendi de orienti, un omini chi si paressiada a su capu deis eunuccus chi vunti de guardia sa persona des imperatori in su palazzo imperiali, sezio in d'unu guaddu bianco e tenendi in sa mano diretta una nara su destu latinu romfeam, de piadessi una spada accuzzata de una parte a s'atra, insomma una spada a due sazza, sa si intendi, tenendi da de manera che varia da simili a su segnali de sa santa e vivificanti grugi, insomma venia da salamma, e annau e Effisio, custu esti su venerabili signo de su rei de dottuis hominis, e si vunti salutaus a pari. E sighi sa passioni, narendi chi proprio su s'angelo, quest'angelo, ha comandato a Effisio de combatti in su nomini de sa gruci de Gesù Cristo e iso ha ottenuto sa vittoria e ha sconfitto proprio is bravaginus, meda dusadi convertius e atrus però funti vuius e funta parraus paganus. Dopo questo fatto, Effisio è l'ompio in Casteddu, e in Casteddu ha predicau, e steti arrestau, processau, e potau a Nora su martiriu, commenti bieus pintau in s'ultima deis pinturas chi sa bottega de Antonio e Gregoriare, a sa metà del su 700 ha proprio realizzau in questa meravigliosa cappiglia. E con tutto questas figuras in questo spantoso logo nos si salutaus e si donaus appuntamento a sa prossima puntata de Sardigna Sagrada.
questa vaina è stata fatta con s'aggiudo della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.